10 minuti di ritardo. Guardate che a Roma la conferenza stampa ha fatto 45 minuti di ritardo. Ci siamo? Vabbè, intanto incominciamo però, perché sennò veramente è troppo. Allora, grazie a tutti per essere qua. Abbiamo avuto... No? Giampiero, aspetta un attimo, porta pazienza, calmo. Quando parte la diretta, perché abbiamo anche altre 27 persone in un'altra sala. Ecco. Se no, sono qua. È così, dobbiamo aspettare, non ci viene. Che niente fa. Anzi, la prestazione sì. No. Poi guarda, oggi proprio ti pare. Ma tu sai quando incomincia la diretta? C'è un segnale, la lucina rossa che si accende. C'è la lucina rossa che si accende. Ci siamo? Possiamo? Presidente? Anche il Presidente Ciambetti ci dà il permesso, quindi ci siamo. Allora, questa è la conferenza stampa della Fondazione Teatro Stabile per la presentazione del cartellone e del triennio. E la prima cosa che devo fare è ringraziare il Presidente Ciambetti che ci ha messo a disposizione questo bellissimo spazio e dargli la parola perché sarà lui il padrone di casa in questa occasione. Diciamo che sono il padrone di casa normalmente da queste parti, comunque. No, mi permetto perché con Giampiero Beltotto ci conosciamo da fine 2009. Fine 2009, mi ricordo un bel pranzo di pesce qui in zona. No, mi permetto appunto perché è un amico e perché abbiamo condiviso parecchie cose. Veramente un buongiorno a tutti e un benvenuti per un appuntamento culturale di grandissimo rilievo che vede appunto il Consiglio regionale ospitare oggi la presentazione della stagione 2025-2026 del Teatro Stabile del Veneto. Claudio Abbado affermava che la cultura è un bene comune primario, come l'acqua. I teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti. Ecco esattamente come l'acqua, la cultura, i suoi luoghi di produzione e di fruizione andrebbero tutelati e il loro consumo promosso e garantito a tutti. Oggi non è ancora così purtroppo, ma il teatro sembra fare eccezione. Secondo i dati dell'Osservatorio dei consumi culturali degli italiani, curato da SVG per conto di Impresa Cultura Italia Confcommercio, si sta assistendo a un recupero del settore culturale nel nostro paese, ma non si è ancora riusciti a raggiungere i livelli del 2019. I numeri dei concerti dal vivo, degli spettacoli teatrali, che segnano un numero di presenze del 18% a fronte del 10% del 2019 in crescita. Questi sono dati che fanno il paio con quelli in cui il Teatro Stabile del Veneto ha chiuso il 2024. Gli incassi da botteghino hanno superato i 2.100.000 euro, più 30% sul 2023, e le presenze nei teatri di Padova, Venezia e Treviso sono state oltre 175.000. Incrementate anche le alzate di sipario, oltre 550, più 12%, che hanno fatto salire il numero di artisti e tecnici scritturati oltre 300 per più di 700 contratti sottoscritti e anche di fornitori. Sono stati siglati anche gli accordi con i comuni di Vicenza e Verona e questa era una cosa non scontata, come ci dicevamo qualche tempo fa, e devo farti i complimenti per questo, che porteranno nei prossimi anni altre produzioni ad hoc. La stima per il prossimo triennio parla di una crescita ulteriore che sarebbe tuttavia sbagliato interpretare come solo quantitativa. L'offerta dello Stabile ha dimostrato come quantità e qualità non siano concetti antitetici, come purtroppo spesso accade nel mondo culturale, ma come possono essere realizzati concretamente attraverso accurate politiche di programmazione. Lo Stabile del Veneto parla da tempo un linguaggio internazionale
e nel futuro sono proprio l'internazionalizzazione, oltre alle politiche di sostenibilità e inclusioni, le sfide a cui guardare. Questa nuova stagione quindi conferma il livello raggiunto dallo stabile come riferimento non solo nazionale ma anche internazionale e dà pieno significato a quanto diceva Edoardo De Filippo. Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell'uomo di dare senso alla vita. Quindi veramente grazie per essere qui oggi. Come dicevo, devo ringraziare Giampiero Beltotto, lo dico da amministratore regionale, per il cambio di passo che è riuscito a dare al Teatro Stabile, alle collaborazioni che ha messo in moto e veramente all'offerta qualitativa che non aveva assolutamente pari agli anni appunto che hanno preceduto la sua gestione. Quindi veramente complimenti, è un piacere avere qui oggi il Teatro Stabile, il suo direttivo, tutti quanti gli attori che renderanno sicuramente la prossima stagione teatrale ancora importante e che renderanno il Veneto ancora punto centrale per la cultura a livello italiano. Giampiero, prego. No, non tocca ancora a me, perché prima di me c'è un'altra persona a cui personalmente, l'ho detto prima all'Assemblea dei Soci, devo un grande ringraziamento perché ha fatto un lavoro per noi importantissimo, perché è vero, il Presidente Zaia è stato fondamentale per lo sviluppo della nostra attività, ma vi devo dire che dalla conclusione della brutta vicenda con Verona fino ad oggi l'assessore Corazzani è stato un punto di riferimento davvero importante per tutti noi. Buongiorno a tutti. Naturalmente è sempre bello parlare di teatro. Poi il Presidente Ciambetti ci ha dotato di questa sala stampa che sembra quasi un palco teatrale, no? Sentite le assi di legno. Aznavour diceva 4 tavole in croce e il genio si vedrà. Perciò può essere anche fonte di ispirazione per noi in questi momenti in cui andiamo a presentare un momento così importante come una stagione teatrale del nostro teatro più importante, Teatro Stabile del Veneto. Saluto tutti voi, vi porto il saluto del Presidente Luca Zaia, della Giunta. Sono qui rappresentate le più importanti istituzioni culturali che ringrazio della loro presenza. E devo dire che è stato fatto un lavoro importante nel corso degli anni. Avevamo un punto di partenza che ci vedeva dover recuperare un ruolo, dover recuperare dei numeri, dover recuperare la centralità di un teatro come il Teatro Stabile del Veneto. Abbiamo ripristinato tutto questo e i numeri oggi ci dimostrano che l'aumento del pubblico, l'aumento delle rappresentazioni, l'aumento degli abbonati, la capacità di essere connettore e costruttore di reti sul territorio, l'aumento delle collaborazioni che si danno ai tanti professionisti, artisti e operatori del mondo della cultura di quel sistema così diffuso in modo policentrico sulla nostra regione, segnano la misura di un lavoro, di un impegno che possiamo dire soddisfacente e che ha dato risultati. Ma ciò non ci deve assolutamente porre in una condizione adattarci, adeguarci e adagiarci sui buoni risultati ottenuti. Sappiamo che la sfida continua, deve essere ora riconfermato il ruolo di teatro nazionale e io auspico anche con un miglioramento della nostra posizione nell'ambito del contesto nazionale, perché eravamo, mi pare, Presidente, al 7° posto. Speriamo di recuperare qualche posizione alla luce dei risultati della buona gestione. Un auspicio che faccio è che si abbia una grande attenzione verso le nuove generazioni per andare ad individuare un legame sempre più forte tra il pubblico ed il nostro Teatro Stabile del Veneto, anche individuando nuove forme di comunicazione. Un altro auspicio è quello che non venga mai dimenticata la nostra radice territoriale, identitaria, e quindi sempre valorizzando quella che è la tradizione del teatro veneto,
e poi naturalmente di rafforzare sempre di più questo ruolo di connettore e questo ruolo di costruttore di rapporti, di relazioni, di reti, che così faticosamente, ma ne direi anche efficacemente, è stato portato avanti da quello che è diventato oggi un vero e proprio teatro regionale. Qui ci sono anche i rappresentanti dei comuni che saluto e che ringrazio, che fanno parte del nostro teatro stabile. Sappiamo che i rapporti non sono sempre semplici da svolgere, perché le esigenze possono anche divergere, ma io sono convinto che la nostra forza è quella di una condivisione, di una strategia con il nostro Teatro Stabile del Veneto, che veda anche i territori protagonisti, e quindi con un'ottica sempre legata alle realtà territoriali, ma di respiro regionale, ampio, anzi oggi possiamo dire anche nazionale ed internazionale. Con questo augurio naturalmente io dico: abbiamo dimostrato di essere un teatro efficiente che ha saputo fare molto con poco, perché lo ricordiamo, in questi anni la Regione Veneto, grazie all'impegno del Presidente Zaia e del Consiglio, ha fatto del Teatro Stabile del Veneto il primo operatore culturale in termini di contribuzioni regionali, ma questo non vale sicuramente a pareggiare ciò che altre realtà simili al Teatro Stabile del Veneto in altre regioni possono disporre in termini di finanziamenti pubblici. Noi abbiamo invece fatto, con quello che è stato il nostro impegno, dei risultati straordinari, essendo un esempio di efficienza veneta, direi, a livello nazionale. Ecco, bisogna continuare così anche per il futuro, e anche con l'auspicio di aumentare queste risorse, facendo sì che ci sia ancora più capacità di metterle a terra in progettualità. Grazie e buona stagione. Io quando sento aumentare, un assessore dice aumentiamo le risorse, come dire, ho sempre un attimo di gioia in consulta, ma probabilmente lo dice perché siamo alla fine della legislatura e quindi sta impegnando qualcun altro. No, allora, intanto grazie a tutti quelli che sono venuti, Giorgia Per, la Biennale, la Fenice, la Marsilio, cioè come mi giro c'è casa. Una delle cose che abbiamo fatto è stata di pensare al teatro come una grande casa, dove quelli che pensano, e non solo quelli che pensano, quelli che vogliono soddisfare la propria curiosità, si trovano a proprio agio. Qui non ci sono lobby, non ci sono circoletti, qui non ci sono, qui l'amichettismo, insomma in questi 12 anni non l'ho visto. Forse perché siamo troppo piccoli, nessuno vuole impegnarsi qua dentro, però non è proprio così vero. Non è proprio così vero. Oggi il Veneto è sempre di più una piazza dove anche altri vogliono arrivare. Ecco, da noi si arriva perché si ha una buona idea. Non si arriva perché c'è un amico, perché c'è un circoletto dove ci si trova a proprio agio. E questo lo ascrivo a merito. Uno delle istituzioni che ci hanno sostenuto, grazie Presidente Scatto, perché lei sa che diciamo, con la sua commissione ci siamo sempre trovati a nostro agio. 2, grazie al Presidente Zaia, ci ha aiutato moltissimo, ma sapete in che cosa di più ci ha aiutato? Non ho mai ricevuto una telefonata di raccomandazione. Non mi ha mai telefonato per dirmi ho questo problemuccio. E così devo dire anche i sindaci. Cioè qua la politica è stata davvero rispettosa del luogo che noi rappresentiamo. Noi rappresentiamo tutti. Io sono contento di essere qua oggi, Presidente Ciambetti, anche se sono, come dire, c'ho sempre un problema di fare le cose subito, e me ne scuso. Siamo contenti di stare qua, perché tutto quello che ha riguardato questo teatro è passato sempre e tutto per la grande, anzi devo dire la verità, non ho mai visto un voto contrario, per il Consiglio regionale. Non è il teatro di un governo, questo è il teatro di una regione. E anche questo ascrivo a merito mio
e a merito di tutti quelli che ci hanno sostenuto, che sono stati tanti. Oggi è il giorno di Filippo, oggi è il giorno del programma artistico, del palcoscenico, quindi vi devo dire solo pochissime cose. La prima cosa che vi devo dire è che il prossimo triennio lo ascriviamo al titolo Il Veneto, capitale del teatro diffuso. Hai ragione, è proprio così. Ha ragione l'assessore Corazzani. Non c'è una città prevalente, c'è un territorio che sta incominciando a tirare sulla testa. E se 3 anni fa eravamo diventati teatro nazionale, oggi conto che in questi giorni sta uscendo il ranking del governo, conto che i nostri numeri convincano tutti che rimaniamo teatro nazionale e forse abbiamo qualche posizione in più. Ma questo è il teatro che mette insieme la solidarietà di tante realtà locali. E non sono solo i comuni. L'altro giorno eravamo in uno sperduto paese del Polesine per dire che se ci sono dei progetti da fare insieme con le realtà più piccole, noi lo finanziamo, noi lo sosteniamo, noi gli diamo visibilità, noi gli diamo palcoscenico. E questo credo che sia molto più che convincente. Secondo, quando leggerete il programma di quest'anno, insomma un po' del triennio anche, se quelli più affezionati lo mettono insieme al triennio trascorso, credo che leggeranno un iniziale inizio di filo che unisce le idee, di filo che unisce le culture, di filo che unisce il dialogo. Faccio un esempio che c'entra relativamente poco con il palcoscenico, ma abbiamo deciso che ci saranno alcune conversazioni che vengono tenute giustamente nel teatro, perché il teatro è la casa del popolo che partecipa alla nostra vita, e che alcune di queste, non possiamo far diversamente perché non abbiamo strumenti finanziari acconci, le pubblichiamo e ci facciamo le edizioni del Teatro Stabile del Veneto. Vedo qui Umberto Curi, grazie, lui farà una di queste conversazioni dedicate a Edipo. Vedo qui l'amico Buttafuoco, lui ci farà una lezione sulla 19ª sura del Corano, perché non ci sono culture prevalenti, ci sono culture in dialogo, e la cultura che è prevalente deve dialogare con le altre. Dico i due perché poi la terza sarà di Cacciari, che farà una cosa, credo, come lui è capace di fare su Shakespeare. E incominciamo da qui. Mi spiace che non ci sia Beppe Cantere con cui pubblicheremo questa cosa. Quindi quello che vi voglio dire è che questo teatro diffuso sul territorio è capace di diventare sempre di più la casa di tutte le culture. E terzo, vedo qui la sovrintendente del Teatro di Fiume con cui già stiamo lavorando, e c'è un territorio vasto che va da Verona fino a Fiume, fino alla Croazia e poi anche nei paesi vicini. Tutti viviamo di teatro, tutti viviamo di teatro. E io credo che uno dei passaggi fondamentali sia quello di incominciare a ragionare non più in termini comunali, questo diciamo penso che tutti l'hanno capito, ma neanche solo in termini regionali, ma forse neanche in termini nazionali, perché il teatro è la prima forma, dopo l'invenzione del linguaggio, è la prima forma con cui l'uomo ha preso casa. E questo accade in Croazia come in Veneto, in Friuli come oltre l'Adige. Allora mettere insieme tutto questo e affidarlo ai ragazzi dell'Accademia. Oggi noi abbiamo un'Accademia che io trovo, me la sono trovata quindi, veramente
proprio un luogo fondamentale per noi appassionati di calcio, è la cantera del Barcellona. Cioè è il luogo dove fra 10 anni, 15 anni ci saranno i nuovi, quelli che ci danno la linfa di domani. Allora tutto questo capite che fa parte di un percorso. Noi questo percorso lo affidiamo certamente alle istituzioni, a tutte le istituzioni. Qui nessuno è padrone. Il padrone è il popolo che compra un biglietto ed entra dentro un teatro. Quello è il padrone. Le istituzioni regolamentano la nostra vita, quindi nel momento in cui c'è dissidio il gestore prende e se ne va, e poi insieme costruiamo la casa che va a crescere. Non va a crescere in termini quantitativi, va a crescere perché cresce lo spirito, cresce la cultura che noi rappresentiamo, e di questo, credetemi, siamo umilmente e ci sentiamo umilmente al servizio. L'ultima persona che voglio ringraziare è una grande dama del palcoscenico che ci ha fatto l'onore di essere qui, che è Giuliana Dessio, e vi prego di applaudirla, perché io non do mai per scontato che si riesca ad arrivare fino a qua. E secondo, agli sponsor, vedo Tommaso Carraro, grazie, vedo la banca, la BCC che ci sta aiutando, grazie. Non ne vedo altri, però se c'è qualcun altro poi mi diranno. Vabbè, Coldiretti, ma Coldiretti è una presenza, diciamo, che è oltre. Definire Coldiretti uno sponsor, poi davvero mi mangiano la gola. Grazie, grazie, grazie. Questi 3 anni sono stati importanti. Vi consegniamo un teatro in piena salute da tutti i punti di vista, e capaci di avere qui appunto il meglio della cultura di questo territorio. E adesso, scusate, l'impresario se ne va e il primo attore è Filippo Dini. Sì. Evviva, evviva, benvenuti, buongiorno signore e signori. Prima di tutto vorrei presentare questo oggetto straordinario che mi mette una gioia infinita. La campagna, come vedete, la campagna di questa stagione è rappresentata da questa mela. Io prima di tutto, perché questo è questo momento, questo giorno, anche se così a volte è anche molto formale, speriamo magari di no da qui in avanti, però è il momento più bello dell'anno, perché è il momento in cui noi presentiamo il nostro bambino. Cioè, prima Giampiero ha detto è il giorno di Filippo. No, non è il giorno di Filippo, anzi io sono solo un presentatore qui. Questo è il giorno di questo nostro bambino. Scusate, lo metto qua, al centro, ecco. Questo è ciò che abbiamo prodotto e quello che crescerà nell'arco di questo anno, di questa nuova stagione. Dicevo, è il momento più bello dell'anno perché presentiamo tutto ciò che diciamo nel corso dell'anno abbiamo cercato di raccimolare, di creare, di mettere insieme per riuscire a presentare appunto il frutto della nostra fantasia, poi fondamentalmente. A cominciare da questo oggetto,
Questo forse non tutti sanno, che questo è l'anno dell'inizio del nuovo triennio. Noi abbiamo presentato, anzi a febbraio, il progetto del nuovo programma triennale, quindi che comprende 25, 26 e 27, e abbiamo deciso, insieme all'ufficio marketing, che ringrazio, abbiamo deciso di impostare una nuova campagna, diciamo, un nuovo volto del TSV, che duri nell'arco di questi 3 anni. Abbiamo fatto una specie di gara d'appalto, non so come si dice, manifestazione di interesse tra tutti o tra almeno molti artisti internazionali, perché fosse la persona più giusta, l'artista più vicino a noi, come nell'immaginazione, nella fantasia, per rappresentare il nostro teatro. Questa è la nostra faccia e lo sarà per tutto quest'anno, per tutta questa stagione e per come avvio per il triennio. Questo artista ci seguirà in questo percorso e tra poco ve lo presento. È un artista catalano estremamente gioioso, mi sembra di capire, cioè il fatto di riuscire a fare un racconto ironico, comunque molto colorato, su qualcosa che è la grande caduta, il grande peccato. Ora ci siamo immaginati che questo potesse essere la prima puntata di questo triennio, cioè l'inizio del viaggio. Da dove è iniziato il viaggio del nostro eroe? Da un errore, dal grande peccato. E qui si è formato in un certo senso la nostra coscienza, il nostro essere fallibili, il nostro essere contorti e sbagliati in un certo senso. Ecco, sullo sbaglio e sull'errore si fondano spesso le più importanti scoperte nella storia dell'umanità, ma comunque sull'errore si fonda certamente la coscienza dell'essere umano e di questo si occupa il teatro. Quindi abbiamo raccontato, spero con ironia, il percorso di una tentazione e di un errore, appunto, del grande errore primordiale. Quindi ho un grande piacere nel presentarvi Javier Jaén, spero di pronunciarlo giusto, che ha prodotto questa nostra immagine. Piacere. Quindi ti chiedo soltanto un intervento sulla nascita di questa mela. Ok, buongiorno. Mi dispiace ma non parlo italiano. Capisco tutto ma non parlo niente. Farò io la traduzione. Okay. When I was asked to create the visual for the opening of a theater season, I asked myself a very simple question, but very hard. It's like, how do I could illustrate a beginning? Most of my work, it has to translate concepts into image, and that was a hard one. Quando gli abbiamo chiesto di creare un'immagine visiva che rappresentasse l'apertura di una nuova stagione teatrale, si è domandato una domanda semplice ma complessa. Come si può illustrare l'inizio ma con un'immagine? Perché le sue opere solitamente devono riuscire a tradurre immagine e concetto. With words will be easier. With words we can talk about premieres, programs, shows, but images work in a very different way. An image doesn't necessarily explain, an image suggests, moves something inside us, and it opens possibilities like hopefully this one. Le parole sono più semplici perché le parole danno immediatamente il concetto di premiere, di spettacolo, di racconto, mentre le immagini funzionano in una maniera diversa. Le immagini possono suggerire, possono creare delle emozioni, possono trasformare le cose sottosopra, dal dentro al di fuori, ma funzionano in una maniera diversa. So in this case, we started with this very theatrical moment that you just described, the moment that supposedly everything began.
e quindi ha deciso di scegliere il momento più teatrale possibile legato all'inizio, il momento che il nostro direttore Filippo Dini ha appena descritto per rappresentare questo concetto di inizio. So I thought in mythology, I thought about Eden, the apple of discord, the choices that kind of change the history, and I realized that that temptation, it could work as a first act. Ovviamente la mela è legata a tutto un immaginario mitologico, c'è la mela della discordia e quindi ha trovato che fosse l'elemento perfetto per poter raccontare questo inizio. The snake is change, the sovereigns, intelligence, the apple is promise, danger, something that you cannot stop looking at. Il serpente è la disobbedienza, il cambiamento e è anche qualcosa che è difficile non guardare, qualcosa che non riusciamo ad ignorare. And together they don't give us a moral, they ask a very interesting question. What if? Questa immagine non vuole proporci un interrogativo morale, vuole semplicemente domandarci, darci una sfida e domandarci e se? And that somehow it's what theater does, doesn't it? It puts us in front that question. It takes us to places where rules kind of blend, where desire speaks louder than reason. Perché in fondo il teatro è questo, è un luogo che ci fa riflettere, che trasforma il luogo in cui siamo e dove anche il desiderio può parlare in maniera più forte che con le semplici parole. So, grazie per avermi fatto parte di questo inizio, e grazie per aver ceduto alla tentazione. Muchas gracias. Grazie. Grazie. Grazie Javier. Dicevo, l'inizio è un momento estremamente affascinante perché appunto noi partiamo, poi ci rivedremo tra 3 anni e diremo ecco questo è stato il nostro percorso. L'inizio di un viaggio è qualcosa di veramente straordinario, appunto come un bimbo appena nato. La nostra stagione, della quale se mi posso permettere vado molto orgoglioso, è estremamente ricca. Parliamo di 80 spettacoli, di cui 37 in abbonamento, 12 a Venezia, 12 a Treviso, 13 a Padova e naturalmente sempre guidati da quelle che sono per me le mie direttive fondamentali, cioè la guida degli autori e la guida degli attori, cioè l'incontro straordinario che esiste tra il poeta, l'autore, lo scrittore e il sacerdote di questa parola, che è appunto l'interprete, l'attore. Stamattina, scusate, un piccolo, poi spero di farla breve, però stamattina parlavamo appunto nell'incontro che ha citato il Presidente, parlavamo della bellezza di questa regione. La regione Veneto è un caso assolutamente straordinario e unico, io credo, in Italia, per la quantità, la straordinaria diversificazione della sua bellezza. Non esiste, non c'è, certo c'è Venezia, ma c'è Treviso, c'è Padova, c'è Vicenza, c'è Verona, ogni città, ogni luogo è la raccolta di una bellezza d'arte che ci rende, anche per me che non sono veneto, ci rende orgogliosi di poterne apprezzare la bellezza ogni giorno. Proprio per questa bellezza noi lavoriamo, proprio per questo l'arte, io credo, in momenti anche difficili, anche politicamente a volte pieni di disperazione, come a volte ci capita nel leggere i quotidiani in questo periodo, ecco, è proprio in questi momenti, come è stato nel periodo del Covid, che l'arte ci corre
in soccorso, ancora più della politica, più di chiunque altro e più di qualsiasi altra immaginazione dell'uomo. In questo noi cerchiamo timidamente e umilmente, come diceva il Presidente, di dare un piccolo contributo. Il contributo che io personalmente darò quest'anno a questa stagione, che sarà l'inaugurazione del Teatro Verdi di Padova, è con il Gabbiano di Chekhov. È un mio grande, diciamo, filo conduttore Chekhov. Penso di avere un, non dico un rapporto personale perché purtroppo non è possibile per la cronologia, però credo di avere una predilezione per questo autore e credo che mi abbia guidato, diciamo, in qualsiasi altra messa in scena che ho fatto in questi anni. Il Gabbiano è che condividerò appunto in scena con Giuliana Dessio e altri 8 straordinari interpreti, è una storia di paese, è una storia anzi di campagna. Ora, per chi la conosce, non starò a raccontare la trama, però è una storia è anche il racconto di uno scontro generazionale ed è anche il racconto, e questo è molto contemporaneo, dell'uccisione, della soppressione della gioventù, della bellezza di quell'età che ricordava l'assessore, appunto, la bellezza di quell'età giovanile, quella delle scoperte, quella dei primi amori, anche primi amori nel senso nei confronti della cultura, della letteratura, dell'arte. E appunto si conclude proprio con un suicidio, proprio come se il mondo lo avesse ucciso o portato alla morte quel ragazzo. Ciò nonostante, essendo Chekhov, è un'opera estremamente ironica e piena di senso del ridicolo, appunto. Proprio perché, dicevo, è anche un confronto generazionale, io ho scelto di condividere per un piccolo pezzetto la regia con un giovane regista, ovvero nello spettacolo Il Gabbiano avviene la messa in scena di uno spettacolo, di un piccolo spettacolo che per chi lo conosce lo sa, è il monologo di Nina. C'è un piccolo spettacolo all'interno del Gabbiano che è appunto la messa in scena che Costia fa con questa attrice che si chiama Nina. Costia appunto è il giovane ragazzo, il giovane scrittore. Ora, siccome tutto il testo è anche un confronto generazionale, io ho chiamato appunto questo giovane regista, molto noto tra l'altro tra i giovani, che si chiama Leonardo Manzana, ha 33 anni, è stato anche ospite della Biennale in passato, credo anche più di una volta, e appunto lui curerà la regia di questo piccolo spettacolo all'interno dello spettacolo, proprio perché il confronto generazionale, in questo caso tra me e lui, sia tangibile, sia concreto. Il secondo progetto, poi non la farò così lunga su tutti quanti, cerco di farla breve, però il secondo progetto che mi sta estremamente a cuore è una follia che ci stiamo permettendo, nel senso che grazie ovviamente tutto ciò è tutto possibile soltanto al lavoro infaticabile di tutti i reparti e di tutti gli uffici del Teatro Stabile, che lavorano davvero incessantemente, con grande passione. Appunto dicevo, l'idea appunto di presentare o rappresentare il personaggio, la persona più importante di questa regione. Chi è? Oltre al Presidente, chi è il più importante, il nostro cittadino, il numero uno? Ovviamente è Carlo Goldoni. Ora, l'idea è stata quella di provare a stimolare una grande scrittrice irlandese che si chiama Marina Carr, una delle più importanti scrittrici per il teatro che ci sono adesso certamente in Europa, gli abbiamo proposto di riscrivere. La riscrittura dei classici è una cosa che si fa molto frequentemente in Europa, in Italia un po' meno, però è molto frequente che i grandi autori europei riscrivano i testi classici. Noi gli abbiamo proposto di riscrivere La Locandiera e ne è uscito un testo meraviglioso che si intitola appunto Mirandolina. La regia la farà
Katrina McLaughlin, che è anche la direttrice del Teatro Nazionale di Dublino, col quale noi condivideremo la produzione, ovvero sarà una vera e propria coproduzione a metà tra il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro Nazionale di Dublino. E la compagnia di attori sarà completamente italiana, quindi l'incontro è proprio tra gli attori italiani e le attrici italiane e invece tutti i reparti, diciamo, insomma, la regista, l'autrice, il direttore delle luci, eccetera, del Teatro di Dublino. Quindi è un confronto su una materia che è completamente nostra, che è appunto la locandiera. Ne è venuto fuori un testo straordinariamente contemporaneo, cioè ambientato è la locandiera oggi, e anche un testo, per forza di cose, io credo, anche estremamente nero, estremamente tragico. Non vi dico di più, però è un racconto di una donna, anzi di una giovane donna, di una ragazza di oggi che ha una locanda, un alberghetto e appunto fino alle estreme conseguenze, non vi dico altro. Questo progetto appunto nasce in occasione delle celebrazioni per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Debutterà il 5 febbraio al Teatro del Monaco a Treviso e il giorno prima dell'apertura delle Olimpiadi. Quindi è proprio in questa occasione che è nato questo progetto. Dopodiché le coproduzioni vado un po' più rapido, sono molte. Primo su grandi donne, appunto, nella drammaturgia. Cominciamo con Le stravaganti disavventure di Kim Sparrow con Paola Minaccioni. Un altro sarà I corpi di Elizabeth del Teatro dell'Elfo con la regia di Cristina Crippa e Elio De Capitani. E poi un'altra coproduzione della quale ovviamente andiamo molto orgogliosi, perché è un altro grande artista di questa regione, che è appunto Marco Paolini, che con Bestiario idrico farà una delle sue, diciamo, non voglio spiegarlo in maniera superficiale, ma molto brevemente, di analisi sui fiumi italiani. Dico una delle perché ce ne saranno altre. Dopodiché Anime Morte con il Teatro Stabile di Napoli è una riscrittura da Gogol fatta da Peppino Mazzotta, uno spettacolo estremamente grottesco e tragicomico. E poi Leonardo Lidi, che è un giovane regista, uno dei più affermati della sua generazione, che è una coproduzione con il Teatro Stabile di Torino, che porterà La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams. Ora, dopodiché ci sarà, vado ancora più rapido, i matinè, però cerco di andare rapido, ma ogni proposta è una proposta, non dico, sì certo, anche sudata e faticata, però è un oggetto d'orgoglio davvero, che arricchisce questa stagione. I matinè per le scuole, dati in gestione, diciamo, la regia è di 4 artisti, tutti veneti e tutti straordinari, a cominciare da Alessandro Businaro, che è un giovane regista che ha una importante attività anche a Parigi, oltre che nella sua regione o comunque in Italia, che metterà in scena Vestire gli ignudi di Pirandello, poi quella grandissima cattedrale che è Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus, con la regia di Giorgio Sangati, altro regista veneto che insomma nel nostro teatro ha già dato grande prova di maturità. Il Teatro Comico con la regia di Giuseppe Emiliani, con gli allievi dell'Accademia Carlo Goldoni, e poi Le Baccanti, che è un progetto appunto di una compagnia altrettanto matura, che è Anagor. Questo spettacolo, tra l'altro, debutterà in prima nazionale al ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza. Dopodiché il Teatro delle Maddalene, che è anche sempre ripensando a quello che diceva l'assessore, che condivido completamente, che è quello di dare sempre di più spazio ai giovani registi, ai giovani autori e ai giovani attori.
proprio perché, ma non perché diciamo sempre si fanno questi discorsi perché ci si crede poco e magari si vuole dire qualcosa ma poi nei fatti non si vuole realizzare. No, io credo che, come per l'assessore immagino, è una proposta sinceramente sentita, proprio perché esiste, e spesso se ne ha una prova tangibile, un divario tra quello che sono i gusti, le inclinazioni, i desideri delle generazioni più giovani e quelli che sono magari anche i miei, per dire, o quelli di generazioni precedenti. Quindi si crea spesso uno scollamento di gusti, di stili, di desideri, di necessità tra persone appunto di età diverse. Quindi tutto questo per dire che al Teatro delle Maddalene di Padova questa si inizia appunto in maniera molto concreta a fare una proposta anche per un pubblico più giovane. Quindi ci sarà il Teatro delle Maddalene avrà una sua prima piccola stagione di spettacoli di gruppi emergenti o comunque di gruppi giovani indipendenti e all'interno di questa piccola stagione faranno parte di 2 produzioni del TSV, oltre a spettacoli che proverranno da tutta Italia. Ci saranno 2 produzioni del TSV, una è Tirannosauro, scritto e diretto da Filippo Quezzel, e l'altro è L'arte di vivere di Francesca Garolla, Francesca Merli e Laura Serena. Ora, gli ospiti, gli spettacoli ospiti sono moltissimi naturalmente e sono tutti diciamo di primo livello nel panorama nazionale. I grandi autori, ci tengo sempre a partire dagli autori, i grandi autori spazieranno da Goldoni, almeno per quelli italiani, da Goldoni a Pirandello e a De Filippo, anzi ci saranno 2 testi di Edoardo De Filippo, e così anche i contemporanei, Paolo Genovese che riproporrà Perfetti Sconosciuti, David Mamet con l'interpretazione di Luca Barbareschi, Stefano Massini con Mein Kampf, Duncan Macmillan e Wajdi Mouawad, che è un grande autore contemporaneo, che è stato anche direttore di un importante teatro parigino e proporrà appunto, sarà nel cartellone di Padova. Dopodiché moltissimi saranno anche i fuoriserie, quelli che appunto i fuori abbonamento, quelli che chiamiamo normalmente fuoriserie, e a Venezia si concentreranno maggiormente su filosofi e pensatori. Ci sarà Cacciari, Umberto Curi, Galimberti e ovviamente il presidente della Biennale Buttafuoco. Molti saranno nell'arco di tutta questa stagione i grandi interpreti, i grandi attori e le grandi attrici del panorama nazionale, a cominciare da Franco Branciaroli, Gabriele Lavia, Luca Marinelli, che io sono un grande fan. Luca Marinelli è uno dei più grandi attori italiani secondo il mio punto di vista e diciamo torna al teatro dopo tanti anni. Anche se è più giovane di me, diciamo. Anna Ferzetti diretta da Pierfrancesco Favino, Paolo Fresu, Luca Barbareschi, appunto, che dicevo, Gigi Alberti, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Paolo Calabresi, Cristicchi, Ficarra, i Family Flots, che è una compagnia straordinaria internazionale, Fabrizio Gifuni, Montanari, Manamonti, Silvio Orlando, Umberto Orsini, Andrea Pennacchi, ora è difficile, Elisabetta Pozzi, Teresa Saponangelo, Toni Servillo, è difficile poi nominarli tutti. E ultimo, non per importanza, ma appunto la stella più luminosa della nostra stagione, no, quando faccio queste presentazioni sta dicendo io lo odio, Giuliana De Sio, grazie. Adesso tu mi fai un'intervista però. Allora, io signora non... De Sio. Ok, fammi le domande. Sì. No, perché io sono attrice, io rispondo all'intervista. Ti faccio la domanda. Allora, io ho conosciuto Giuliana direi non per caso, proprio sono andato a cercarla, perché qualche anno fa
dovevo mettere in scena un testo che è stato ospite nella stagione precedente, quando non ero ancora, non sapevo nemmeno, nessuno mi aveva contattato per diventare direttore artistico del Teatro del Veneto, e ospite con questo spettacolo al Teatro Verdi di Padova, all'interno di tutta la tournée. Era uno spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Torino. Il testo si intitolava Agosto ad Osage County, era una storiaccia di famiglia, insomma, che abbiamo fatto poi in tournée, ma senza Giuliana. Invece in una versione, precedente, cioè tutto il periodo di prove e il debutto a Torino, in uno dei ruoli, anzi nel ruolo principale, c'era Giuliana Dessio. Io l'avevo cercato perché ho detto è perfetto, questo ruolo è per Giuliana Dessio. Chiaramente era una psicopatica, cioè proprio un personaggio veramente orrendo, meraviglioso, ma meravigliosamente orrendo, che io ho fatto con una libido proprio che veramente, secondo me, che usciva da tutte le parti, e ho pianto quando l'ho dovuto lasciare perché avevo preso un altro impegno, non sapevo che ci fosse la tournée, vabbè, insomma, diciamo che per me adesso questo Gabbiano è un modo per ricongiungermi con Filippo, dove c'è stato uno strappo per me troppo violento quando ho dovuto lasciare Osage County, che era uno spettacolo che avevo adorato. Vabbè, niente, qual è la domanda? No, era tremendo. No, non lo so se poi arriverà una domanda. Ah, ok. Sto andando a caso proprio. Però dico, era una donna tremenda, ma era una madre anche capace di straordinaria commozione per chi la guardava. Lo so che tanto, no, però è così. Ora, detto questo, però, io ho conosciuto meglio Giuliana. Allora poi, quando è venuto il momento ho detto bisogna fare Chekhov, ho detto sarebbe bello fare, perché ho fatto così, sarebbe bello fare, forse non te l'ho mai detto, un Chekhov però dove ci può essere Giuliana. E allora è venuto fuori il Gabbiano, quindi è quasi Chekhov che l'ha scritto per Giuliana Dessio, seguendo questo ragionamento. Comunque, e quindi è arrivato a questo progetto. Quindi la domanda è: com'è per lei lavorare con Filippo Dini per la seconda volta? Come dicevo, è la riapertura di un discorso che si è interrotto in maniera violenta, per cui è un modo per metterci un rimedio, per mettere per curare una ferita che si era aperta per me lasciando Osage County. Naturalmente Gabbiano è un altro viaggio, è un viaggio intanto in un territorio che è quello dei classici. Io stranamente purtroppo lo devo dire, 50 anni che faccio teatro, Dio, che impressione, 50 anni che faccio teatro, lo sto dicendo per la prima volta, perché mi ha detto una giornalista l'altro giorno: sai che l'anno prossimo lei fa 50 anni di teatro, quindi sono venuta a saperlo e devo riferirlo, è così. Però ero piccola, quando ho cominciato, ero veramente piccola, e sui 50 anni mi sono persa, cioè proprio. Com'è lavorare con Filippo Dini? Com'è lavorare con Filippo? Si è interrotto tragicamente. I classici, ecco, in tutti questi anni di teatro i classici li ho fatti, ma li ho fatti tutti in cinema o in televisione, tipo Ibsen, Chekhov, Molière, Sartre, e stranamente invece sulle assi del palcoscenico ho fatto sempre tanto teatro contemporaneo, di cui io sono una fervente ammiratrice, nel senso, insomma, sostenitrice anche, perché io penso che nella drammaturgia moderna ci siano gli stessi archetipi, gli stessi temi importanti che ci possono essere nelle grandi opere classiche, però con un linguaggio che è più immediato e che insomma sia più facile. Però forse è arrivata l'ora di cimentarmi in qualcosa che io giudico un po' difficile, ma solo per una questione di linguaggio, non di personaggio, perché personaggio, appena dico che faccio l'Arcadina, tutti dicono: no, sei perfetta, perché è una stronza, però fondamentalmente pare che come faccio io le stronze non le fa nessuno, però perché le faccio spiritose. Il problema è poi adesso bisogna ritradurre, insomma rimettere in bocca a me queste parole dell'Arcadina in una sintassi che mi renda prensile, perché ho bisogno di essere prensile, perché io sono un'attrice prensile. Prensile, questa parola non l'avevo mai Lo sai che sono prensile? Subito dopo attrice. E vedrai che ti prendo, No, vedrai certo, che ti prendo, certo. perché poi lui adesso, Trigorin,
è il mio fidanzato perché i nostri giganti, tu che eri il mio cognato, adesso invece siamo assurti alla dimensione di amanti. Devo ancora capire che tipo di relazione abbiamo, devo capire, non riesco a parlare del Gabbiano perché è di un lavoro sul quale non abbiamo neanche cominciato a lavorare, per cui faccio fatica a dire, io spero soltanto che tutti i luoghi comuni su questo personaggio, che sono anche dei bellissimi luoghi comuni, ma siccome sono comuni vorrei evitare di frequentarli, io riesca a evitarli, riesca a raccontare quello che cerco sempre di fare, cioè non quello che è nelle righe, ma quello che è tra le righe, non quello che il personaggio dice, ma quello che il personaggio non dice. E questo sarebbe un po' la mia missione, oltre a quella di fare un po' di dare un po' di leggerezza anche ai personaggi più tragici, di mettere un po' di comico nel tragico e un po' di tragico nel comico. Questo è una cosa che mi riesce abbastanza bene e che secondo me è una formula che insomma mi rende passabile sui palcoscenici. Okay. Grazie. Giuliana Dessio. Io ricedo la parola al Presidente, se non sbaglio, giusto? Ricedo la parola al Presidente per dirvi però buona stagione e viva il Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale. Abbiamo chiuso, Volevo solo, prima di chiudere, siccome sono qua, volevo solo farvi vedere un po' della nostra cantera. Se i ragazzi della scuola sono qua? Ci sono? Solo per farveli vedere, per un momento di visibilità, così chiudiamo con i ragazzi, che mi sembra sempre la cosa migliore, e se il direttore dell'Accademia ci vuole... Dai, venite qua, è il palcoscenico questo. Un'anticchia di saluto per i ragazzi. Grazie Presidente, grazie ragazzi. Sì, loro, come diceva anche il Presidente prima nel suo intervento, sono il nostro futuro, noi ci crediamo, l'Accademia ci crede, in questi anni è cresciuta, abbiamo investito tanto e continuiamo a farlo, continuiamo a crescere, a trasformarci, c'è una grande attenzione nei confronti vi dice apritevi, c'è una grande attenzione in questi anni nella possibilità per i ragazzi poi di trovare delle opportunità di lavoro. Grazie al progetto Teseo finanziato dal Fondo Sociale Europeo abbiamo generato occasioni e opportunità che si sono moltiplicate negli anni, appunto anche loro chiaramente che frequentano il primo e il secondo anno ne potranno beneficiare nel corso dei prossimi anni. Abbiamo dei progetti proprio pensati per loro, alcuni neanche li sanno, ma li scoprirete e via via. E grande attenzione, ripeto, all'Europa, in generale il nostro teatro si sta aprendo tantissimo all'Europa, siamo membri degli European Theatre Convention, abbiamo in essere 2 progetti europei, Storm e WAD, legati a tematiche sensibili come il disagio giovanile. C'è una grande attenzione da parte di tutti noi, della direzione generale, del direttore generale Claudia Marcolin nei confronti di temi sensibili come l'accessibilità, la sostenibilità, l'inclusione e quindi il teatro anche attraverso i giovani, attraverso la sensibilità verso questi temi e questi nuovi linguaggi vuole guardare al futuro perché loro sono il nostro futuro. Che dirvi per chiudere? Buono spettacolo, sipario.